Si affaccia alla finestra e punta un fucile verso il basso. La scena viene notata da un vicino che avverte subito i carabinieri. Per il soggetto armato scatta una denuncia per procurato allarme. I fatti risalgono a qualche giorno fa, quando un uomo residente a Rosà ha chiamato spaventato il 112 per segnalare la presenza di una persona armata nella palazzina di fronte alla sua abitazione. Sono scattati i controlli, i militari hanno dapprima verificato chi dei residenti nella zona in questione fosse in possesso di arma. Ottenuto esito negativo, i carabinieri si sono recati nell'appartamento da dove si sarebbe affacciato l'individuo con il fucile. Il residente in effetti ha ammesso di possedere una carabina ad aria compressa completa di ottica di precisione recentemente acquistata e l'ha mostrata agli inquirenti. L'arma è stata posta sotto sequestro in via precauzionale. Alle contestazioni mosse a suo carico, il soggetto ha dichiarato di essersi solamente affacciato alla finestra con il fucile per spaventare i gatti. Ma oltre a questo sono emerse vecchie ruggini tra lui e un vicino, tanto che i carabinieri l'hanno denunciato.